Si è discusso di tutela dell'ambiente marino oggi nel corso di un convegno organizzato dalla Lega Navale di Agrigento e Porto Empedocle alla presenza dell'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Ieri al Palacongressi la festa del Corpo dei Vigili del Fuoco. Si è parlato dei temi di referendum oggi ad Agrigento alla presenza del vicepresidente della Camera, onorevole Giorgio Mulè. A Palermo confronto tra il ministro della Giustizia Nordio e il leader di 5 Stelle Conte. Inaugurato a Siculiana il monumento dedicato ai siciliani vittime delle foibe. Ampia la partecipazione al congresso territoriale della UIL-UILA per discutere sulle problematiche del comparto agricolo, riconfermato l'uscente Mariangela Acquisto. È un 42enne imprenditore di Favara l'indagato per la presunta frode da 35 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Agrigento e Sciacca. Panoramica sportiva degli avvenimenti del calcio di fine settimana, l'Akragas in campo contro il Frigintini nel pomeriggio ad Aragona. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 28 febbraio sabato. La Lega Navale di Agrigento e Porto Empedocle oggi in un interessante convegno dal tema la tutela dell'ambiente marino, quadro normativo e prassi operativa. Tra gli interventi quello dell'assessore regionale al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino. Oggi in questo interessante convegno sulla tutela dell'ambiente marino. Ecco, la vostra è una costante opera di attenzione al territorio e a tutta la costa agrigentina. Sì, assolutamente. Oggi siamo qui a Villa Genuardi con la Lega Navale, un partner istituzionale con cui condividiamo i valori della tradizione marinara e della difesa dell'ambiente. È importante parlare di ambiente affinché possa essere portato questo messaggio a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni, ai ragazzi che devono vivere in un ambiente sicuro, e quindi il concetto della sostenibilità è un concetto che e della tutela dell'ambiente che va esteso a tutti quanti. Ecco, voi state attenti al territorio, in particolare un'azione di controllo verso l'abusivismo. Assolutamente, il corpo da sempre è impegnato per le azioni di controllo del territorio, sia per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda l'abusivismo della fascia costiera, tutte le tutele per il mare, affinché il pubblico uso del mare sia un corretto uso da parte di tutta la collettività. Ecco, i danni del ciclone Harry, del maltempo, hanno causato particolari situazioni purtroppo anche di pericolo. Ecco, questo voi cosa cercate di fare? Assolutamente, diciamo che il ciclone Harry è stata una perturbazione che ha colpito un po' tutte le coste del sud della Sicilia, la zona ionica della Sicilia. Anche quest'area è stata interessata, però quello che si è visto è stata una risposta pronta e immediata da parte di tutte le istituzioni affinché ci possano essere delle azioni concrete. Oggi in questa iniziativa della Lega Navale dove si parla della tutela dell'ambiente marino, ecco, quanto è importante tutelarlo? È essenziale, fondamentale. Oramai la tutela dell'ambiente fa parte della coscienza civica e prima ancora fa parte di un quadro normativo molto ampio ed articolato che deriva intanto dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, e che poi ha dato luogo alla normativa interna di adeguamento a questo quadro normativo, che nel dettaglio individua le attribuzioni per esempio della Guardia Costiera in materia per l'appunto di protezione dell'ambiente. Ma si fa abbastanza? Si fa quello che le regole ci dicono di fare, ovviamente, che questo sia abbastanza saranno i fatti a testimoniarlo, ma certamente il quadro normativo sembra adeguato, così come sembrano adeguate le attribuzioni del corpo delle capitanerie di porto, che svolge un ruolo direi essenziale, in particolare per la tutela dell'ambiente marino. Mi riferisco anche all'erosione costiera, in questo senso bisogna avere più tutela, però forse diciamo c'è un po' di lassismo in questo. Questo probabilmente intercetta la necessaria sinergia con le autorità locali per la tutela del territorio, in primo luogo per la tutela, per la manutenzione in particolare del territorio. Sono temi complessi, ma confido
nella attività delle istituzioni a questo riguardo. Assessore Savarino, presente questa iniziativa della Lega di Agrigento sulla tutela dell'ambiente. Ecco, in un momento particolarmente difficile, lei come assessorato, abbiamo visto i danni causati dal ciclone Henry, insomma tanta carne al fuoco. Sì, siamo impegnati con il Presidente Schifani per rimettere in piedi le imprese balneari sulle nostre coste e farci trovare pronti quest'estate. Le misure a sostegno per il primo ristoro sono già operative sulla piattaforma IRFIS. Io ho semplificato il più possibile gli iter per rimettere in piedi gli stabilimenti. Abbiamo creato dei canali preferenziali con ognuno di loro. Abbiamo bloccato i canoni per evitare che avessero anche il danno del pagamento di un canone concessorio con i loro stabilimenti abbattuti, in molti casi ridotti veramente a macerie, ma il lavoro che stiamo facendo sta dando già i suoi frutti perché c'è grande voglia di rimettersi in piedi. Devo dire che stiamo anche istruendo una pratica con l'Unione Europea per farci riconoscere lo stato di calamità e conseguentemente avere un contributo di solidarietà dall'Unione Europea, e quello che discende da questo è anche la possibilità di avere delle deroghe, così come ho ottenuto delle deroghe ambientali che dimezzano i tempi per le autorizzazioni. Cercheremo di avere anche un differimento della scadenza della Bolkestein per mettere nelle condizioni di rientrare nell'investimento a quanti stanno riproponendo il loro stabilimento con una scadenza che altrimenti sarebbe del 2027. Oggi con la Lega Navale sarà un momento importante di confronto su questo territorio agrigentino che ha avuto danni minori rispetto alla costa ionica, ma li ha avuti pure. Noi, come sapete, stiamo lavorando in assessorato anche per la difesa e la tutela della costa. Questa occasione è quella che ci serve anche per ottenere più fondi. Io ho ottenuto, grazie a un pressing che ho fatto, la riprogrammazione di fondi europei su una vecchia graduatoria che dopo il periodo Covid era stata definanziata, e invece prima 66 milioni, ora 75, 2 settimane fa, e l'ho finanziata totalmente. Su Agrigento sono riuscita a inserire i progetti che riguardano San Leone, le dune, in una programmazione che ci ha visto il MASE, il governo Meloni, confermare tutti i 21 interventi che io avevo richiesto con un finanziamento di 58 milioni. Abbiamo però altre criticità che sono emerse proprio dal ciclone Henry, mi riferisco allo Zingarello, mi riferisco alla parte invece più vicina a Piazzale Giglio di San Leone, dove si è scoperta addirittura una condotta fognaria, mi riferisco ad altre realtà anche della nostra provincia che abbiamo segnalato come Bovo Marina e sulla quale stiamo lavorando perché si possono ottenere non solo quindi fondi di ristoro, non solo fondi per il ripascimento e per la ricostruzione, ma anche per la tutela delle coste. Ieri al Palacongressi di Agrigento la festa del Corpo dei Vigili del Fuoco. Si è svolta ieri la festa nazionale dei Vigili del Fuoco ad Agrigento presso il Palacongressi del villaggio Mosè. Il corpo è stato fondato il 27 febbraio del 1939. Il comandante dei Vigili del Fuoco Calogero Barbera e il personale del comando hanno celebrato la ricorrenza in onore e orgoglio di appartenenza al corpo, interpretando con impegno continuo al servizio della collettività negli scenari di soccorso tecnico, nelle attività di prevenzione incendi e sicurezza tecnica, nella formazione antincendio per la diffusione della cultura della sicurezza. L'invito all'autorità e ai vertici delle istituzioni è stato ampliato alle comunità del territorio provinciale grazie alle attenzioni e alla sensibilità della Prefettura e dell'Ufficio Scolastico Regionale di Agrigento sui temi della sicurezza. Ha visto il coinvolgimento degli alunni, degli studenti con le premiazioni dei concorsi lì dove serve. I festeggiamenti hanno reso tributo al tricolore con una manovra di derivazione speleo-alpinistica, permettendo la visione delle dotazioni tecniche della realtà dei soccorritori del personale dei Vigili del Fuoco, accompagnate da emozioni musicali eseguite dalla banda del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, terminando con spazi di simposio e convivialità, celebrare i Vigili del Fuoco per la gente e tra la gente.
Quindi uno spazio della cerimonia ha interessato il conferimento di 2 borse di studio per studenti meritevoli, delle croci di anzianità al personale che ha prestato servizio lodevole di un encomio per particolari attività di servizio rese e delle benemerenze per il personale che ha cessato il servizio attivo. Ci eravamo lasciati con l'emozione dello scorso 4 dicembre, la ricorrenza della patrona dei Vigili del Fuoco. Oggi 27 febbraio, per la prima volta ad Agrigento, ma in tutta Italia, festeggiamo il Corpo Nazionale a 87 anni dalla fondazione. Più che celebrare noi stessi, vogliamo interpretare questo momento a servizio della collettività. La cerimonia di oggi sarà un'emozione con il coinvolgimento degli studenti del territorio in diffusione della cultura della sicurezza, quindi più che raccontarci, ci piacerà essere servizio della collettività in investimento per le nuove generazioni. In estrema sintesi, qual è il consuntivo di un anno di attività? Un anno intenso, tutto d'un fiato, H24, 365 giorni l'anno, sul territorio di Agrigento, ma più in generale a livello nazionale. Vede ad esempio per ora in concorso con gli altri comandi della Sicilia siamo tutti impegnati sul territorio di Niscemi. Si è parlato oggi al Dioscuri di Agrigento delle ragioni del sì alla separazione delle carriere dei magistrati, alla presenza tra gli altri dell'onorevole Giorgio Mulè di Forza Italia, vicepresidente della Camera dei Deputati. Noi lo abbiamo intervistato. Presidente, oggi ad Agrigento per le ragioni del sì. Diceva lei che è una scelta importante, lei è responsabile di Forza Italia per il Comitato del sì. È una scelta fondamentale non per Forza Italia o per il Partito Democratico, ma per gli italiani. La Costituzione è una coperta che protegge tutti e quindi non c'è un voto di partito e non c'è un voto per il governo. Si vota una cosa banale, avere finalmente un giudice terzo, imparziale, protetto dalla libertà, dall'autonomia e dall'indipendenza che garantiamo alla magistratura, con un Consiglio Supremo della Magistratura che finalmente sarà libero dai ricatti delle correnti politicizzate dei magistrati. Ecco, lei in giro per la Sicilia per questo referendum, che sensazione ha avuto? Ma guardi, la Sicilia ha idee chiare che vanno sostenute. Noi diciamo alle persone di andare a votare perché è un referendum che non ha necessità di quorum, quindi chi prende un voto in più vince. Per questo diciamo ai cittadini andate a votare. I siciliani hanno idee chiare, sale in zucche, sanno che si vota sì per riformare in meglio la giustizia. Ecco, le faccio una domanda sulla nuova legge elettorale. Ieri è uscita questa notizia da parte del governo, poi c'è stata una proposta di inserire le preferenze, una sua valutazione. Guardi, la legge elettorale deve essere il più condivisa possibile, quindi adesso il Parlamento comincia un dibattito, vedremo se la strada maestra è quella di inserire in che modo le preferenze, che possono essere tra virgolette, come dire, anche un vicolo cieco a secondo di dove vengono introdotte, e si andare comunque rispetto a un sistema che garantisca che chi vince governi senza maggioranze spurie. A Palermo, a Villegea, un importante incontro promosso dalla Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, dedicato al tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un confronto acceso tra i sostenitori del sì e del no. L'evento si è concluso con un confronto tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Palermo torna al centro del dibattito nazionale sulla giustizia. Nella cornice di Villa Igea si è svolto l'incontro promosso dalla Fondazione Lauro Chiazzese, dedicato a uno dei temi più divisivi della riforma della giustizia, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un confronto pubblico tra sostenitori del sì e del no su una questione che tocca l'equilibrio tra i poteri dello Stato, l'autonomia della magistratura e le garanzie del processo. A moderare il dibattito l'avvocato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione. Per il sì alla separazione delle carriere sono intervenuti Maurizio Lupi, Francesco Greco e Alessandro Sallusti. Dopo la riforma Vassalli c'era bisogno, e lo chiedevano gli stessi autori di quella riforma e quel Parlamento, di attuare definitivamente questo processo. La separazione delle carriere porta la terzietà finalmente all'interno della
della possibilità che chi indaga faccia il suo mestiere e chi deve giudicare non deve essere amico fraterno e magari prima bevono un caffè insieme e poi decidono se ritenere giusta l'indagine del PM. Ancora di più è importante l'estrazione a sorte, perché permette finalmente di premiare il merito e non il peso delle correnti. Per il no hanno preso la parola Giuseppe Provenzano, Maurizio De Lucia e Sandra Murri. Siamo qui non per un referendum sulla separazione delle carriere, che già c'è, non un referendum sulla riforma della giustizia, perché questa è tutto meno che una riforma della giustizia. Siamo qui per un referendum costituzionale che altera gli equilibri tra i poteri dello Stato e che si sta accompagnando con una logica, una volontà punitiva nei confronti della magistratura da parte del governo, che cerca impunità per chi ha il potere e che produce dei rischi molto gravi. Nei giorni scorsi abbiamo visto tutti una crisi istituzionale aperta dalle parole di Nordio. Successivamente il confronto si è concentrato sulla riforma costituzionale con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Era accaduto che quando i nostri padri costituenti hanno costruito quel monumento di sapienza giuridica che era stata la Costituzione, avevano di fronte a sé un codice di procedura penale fascista firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III. Incidentalmente dirò che mentre quel codice voluto da un partigiano decorato è stato poi demolito, cambiato, modificato, integrato da vari interventi e quindi gode di pessima salute, il codice penale invece gode di buona salute. A me non piace trovare degli sponsor postumi di questa riforma, perché sennò poi iniziamo a parlare di Falcone, poi scopriamo che ha fondato una corrente, ci inoltriamo in un cinepraio da cui non se ne esce più. Rispettiamo la memoria di chi non c'era, va bene? Come prima cosa. La separazione delle carriere non è il problema della magistratura, ma anche perché, lo abbiamo detto anche statisticamente, parliamo dello 0,4% di passaggio di carriere con la norma Cartabia. Un appuntamento che si inserisce nel percorso di approfondimento sui temi della democrazia e dello Stato di diritto promosso dalla Fondazione con un obiettivo chiaro: informare i cittadini e stimolare una partecipazione consapevole al voto. Il deputato agrigentino Lillo Pisano è stato reintegrato in Fratelli d'Italia, era stato sospeso dal partito nel pieno delle elezioni nazionali per la polemica scoppiata in seguito ad alcuni suoi vecchi posti social, tra i quali uno che si riferiva a Hitler definendolo un grande statista. Finora Pisano ha militato tra le fila di Noi Moderati, ma è sempre stato a tutti gli effetti parte del partito di Giorgia Meloni. Adesso rientra tra le fila di Fratelli d'Italia, tra l'altro a pochi giorni dell'avvio della campagna elettorale per le elezioni amministrative 2026. Il passaggio di gruppo è stato ufficializzato alla Camera dei Deputati. E arriva un'altra condanna per il comune di Agrigento, a comunicarlo è la consigliera comunale Roberta Zicari, che afferma che per farsi sordo alle richieste dei più deboli, per non erogare servizi per come disciplinati dallo strumento urbanistico, il PEI dovrà pagare il comune 2.000 euro di danni morali al minore, oltre alle spese legali, da 1.900 euro altri oneri e spese accessori, ed ovviamente erogare le 25 ore come previsto dal piano e non 15 come arbitrariamente deciso dal comune. Un plauso alla famiglia, afferma Zicari, del minore, che non si è fatta scoraggiare, ha adito le opportune sedi per tutelare il minore, all'avvocato in Biduglia, da sempre in prima linea nella difesa dei più deboli. Con la nuova amministrazione è necessario un cambio di passo, afferma la Zicari. Basta negare i diritti ai bambini e pagare anche le spese legali per veder riportata la giustizia. Una nota stampa dell'associazione ambientalista Mare Amico, che per mezzo del suo rappresentante provinciale Claudio Lombardo
Afferma: c'è una strada ad Agrigento importantissima dal punto di vista strategico per le sue potenzialità turistiche e perché il suo utilizzo porterebbe a una riduzione del traffico che insiste al villaggio Mosè e anche perché permetterebbe agli agricoltori di coltivare le terre della zona. Stiamo appunto vedendo il video fornito da Mario Amico. Questo tracciato dovrebbe congiungere la strada statale 115 dopo il bivio di Naro con la strada provinciale 71 all'altezza dell'entrata di Punta Bianca. Invece oggi la strada assomiglia a un percorso di motocross. Lo scorso anno, afferma Lombardo, la regione siciliana aveva approvato il decreto 644, un finanziamento di 602.000 euro per il ripristino della strada, ma purtroppo abbiamo appreso che questo investimento è stato perso. E sempre in tema di strade si è svolta la 43esima marcia a Bagheria Casteldaccia lungo la strada dei Valloni, già nota come strada Triangolo della Morte. Alla manifestazione, che è stata promossa dal Centro Studi Pio La Torre di Palermo, hanno partecipato scuole, istituzioni e sindacati e associazioni per dire no alla mafia, droga e corruzione. Questo è uno degli eventi che in qualche modo celebra quell'attività di educazione alla memoria. La memoria non è solo un ricordo del passato, la memoria è consapevolezza che serve il passato per capire il presente. E oggi come allora vorrei ricordare che qui ci fu una grande reazione dopo grandi fatti di sangue, dopo le stragi che hanno disseminato i luoghi di questo territorio, Casteldaccia, Bagheria, Villabate, come territori dove ci fu la mattanza, ma prima della mattanza c'era la mafia che non sparava. La mafia normalmente, diciamo, nella sua storia, solo per periodi limitati ha esercitato la violenza come attività della propria presenza. Normalmente non ha esercitato violenza ed è quella più pericolosa, quella che si infiltra, quella che entra nelle istituzioni, nell'economia, nelle professioni. Allora la memoria ci deve servire a capire oggi per contrastare oggi la mafia, perché la mafia è ancora presente, basta vedere quello che succede nelle nostre città con lo spaccio di droga, che è un affare gestito dalla famiglie mafiose, e allora costruire un argine civile, democratico, fatto di ragazzi, di insegnanti, della scuola, di istituzioni che in qualche modo non si girano la faccia, è un atto di grande importanza per il futuro. La partecipazione alle scuole è importante perché per loro non è una giornata di vacanze, è la prima, una lezione di storia, quindi non solo di memoria, ma di educazione civica. Questa manifestazione sollecita l'intervento appunto della classe dirigente per bloccare con la prevenzione le nuove mafie che appunto sparano di meno, corrompono di più e continuano ad arricchirsi col traffico della droga e degli altri traffici illeciti e la collusione con la classe politica malata, quella parte malata della classe politica dirigente. Quindi è un passaggio di testimonianza generazionale che noi facciamo. Diamo ai giovani questa prospettiva di avere un futuro libero dalle mafie. È un impegno concreto che sicuramente fa memoria, ma che ci ricorda una cosa, che la mafia è presente e cerca di riorganizzarsi. Nonostante lo Stato smantella continuamente l'organizzazione mafiosa, arrestando i suoi componenti, comunque l'organizzazione mafiosa cerca di riorganizzarsi anche a Bagheria. Quindi bisogna tenere alta l'attenzione, mai abbassare la guardia e fare rete. La marcia antimafia è la dimostrazione che i nostri territori la mafia non la vogliono e quindi facendo rete ogni giorno decidiamo da che parte stare. Fare la marcia, soprattutto con le scuole, e sensibilizzare i nostri ragazzi, i nostri figli affinché possano fare un percorso che non è quello della malavita mafiosa e di allontanarsi anche da quelli che sono lo spaccio e tutto il resto, perché questo porta ricchezza ai mafiosi. Quindi il messaggio che dobbiamo dare è quello di evitare di stare in contatto con loro e di evitare soprattutto anche di prendere e fumare lo spinello, perché questo porta a loro ricchezza. A Siculiana è inaugurato il monumento ai siciliani vittime delle foibe.
le interviste. L'epilogo di tante sofferenze, ma per me non è epilogo, perché c'è sempre la speranza che so prima di morire di sapere dove sono finite le ossa di mio padre. Ecco, già questa di oggi effettivamente per me è una cosa che ho nutrito da tanto tempo, è una cosa molto sofferta, e io spero che sto mondo cattivo veramente si ravveda e dia giustizia, perché quelli di oggi sono 438 siciliani, ma le migliaia e migliaia di italiani della Venezia Giulia, di quelle regioni, Venezia Giulia, Istria, Dalmazia, aspettano ancora giustizia, e che veramente si plachino le ire, gli odi, tutti questi negazionismi. Vogliamo giustizia, ecco, una giustizia umana, tutto qua. Tutto nasce da una donna che oggi ha 92 anni e che cercava da tempo un luogo fisico dove ricordare il padre Gerlando Basile e i 438 siciliani che insieme a lui sono morti per le cause della tragedia delle foibe. Noi abbiamo realizzato oggi un monumento che è per lei, dedicato a Gerlando Basile, ma è un monumento per la memoria. Abbiamo fatto in modo che i giovani della scuola nostra qui di Siculiana potessero essere ambasciatori di questa memoria attraverso un laboratorio. Quindi sarà un luogo di ricordo. È fondamentale che noi riusciamo a mantenere viva l'esperienza così tragica di uomini siciliani che sono morti proprio in luogo così lontano. Oggi si realizza un ponte tra la Sicilia e l'Istria. Oggi si realizza quell'idea che è una tragedia nazionale e non ha riguardato solo la parte orientale dell'Italia. E quindi da questo punto di vista io sono molto contento, emozionato e soddisfatto, soprattutto per aver potuto insieme alla mia amministrazione mantenere una promessa a Rosa Basile che merita, una donna che ha combattuto in questi anni per l'affermazione della verità. Oggi le foibe sono una realtà storica riconosciuta da tutti e quindi è giusto che abbiano lo spazio e un luogo dove potersi in qualche modo manifestare e ricordare ogni anno. Questa iniziativa in particolare è importante, perché se io ci penso sono a 1500 km da casa, ricordiamo uomini scomparsi 80 anni fa, qui c'è la figlia di uno di loro, e questa è una storia che è stata cancellata dolosamente per decenni. Oggi questa storia invece ritorna e torna a far parte soprattutto della memoria nazionale, e il senso di quello che le dicevo, la distanza che è fisica e che è anche temporale, eppur tutti siamo qui, quindi nonostante la distanza è un filo che si ricompone, è una memoria nazionale, una presa di coscienza, è un atto di patriottismo e di umanità, e questo è bellissimo. Fondamentale, un preciso dovere di tutta la società civile in tutte le sue espressioni, rappresentanti istituzionali, rappresentanti del mondo scolastico, politico, religioso, gli studenti, fondamentale anche la loro presenza. I ragazzi oggi sono consapevoli di questa pagina di storia, la studiano, la approfondiscono e la fanno propria. Oggi è un momento per questo territorio comunale pure importante, non solo perché viene eretto un monumento che ricorda le vittime siciliane della tragedia che si consumò tra il 1943 e il 1947, ma è una consapevolezza ulteriore che oggi tutti quanti assumiamo, e cioè che questo monumento faccia sì che tutti quanti veniamo a ricalcare nuovamente quella che è una storia che deve essere comunque coltivata giornalmente, e questo lo fanno le nostre giovani generazioni. Oggi le istituzioni sono presenti, ma soprattutto ecco, quello che più ci onora
e che anche da quelle terre, dalle terre del confine orientale, oggi hanno partecipato a questo momento di condivisione, di ricordo e di valorizzazione di i siciliani, ma non solo siciliani, ma da nord a sud, da est ad ovest, tutti quanti accomunati da questo preciso dovere di ricordare e di fare di questa pagina di storia momenti giornalieri e di consapevolezza. Sono momenti fondamentali, questo monumento straordinario che riporta tutti i 438 nomi dei martiri siciliani delle foibe è una cosa che tutte le regioni dovrebbero fare. Siculiana ha dimostrato attraverso il sindaco, su impulso della Rosa Vasile, che tutto questo è possibile fare per ricordare. Il monumento in un luogo come questo, in una piazza verde come questa, è qualcosa di straordinario che, ripeto, si dovrebbe fare e replicare in tutta Italia. Ricordare è importante non per rifugiarci in nostalgie o in ricordi dolorosi, come ci richiamano occasioni come queste. La memoria e il ricordo delle foibe, come di tanti altri eventi drammatici, potrebbe farci piegare sotto il dolore, ma il ricordo ci deve far aprire lo sguardo verso il futuro, un futuro che preparato da noi non faccia più accadere questi eventi. Allora ben venga questa occasione, il ricordo del signor Gerlando Vasile e con lui tutti quelli che hanno vissuto il dramma di quegli anni. A noi il compito quindi di ricordare perché queste cose non accadano più. Passiamo adesso alla linea, alla regia per la pubblicità. E si è svolto a Cammarata l'8º congresso territoriale della Huila, ampia e massiccia la partecipazione che ha visto la riconferma della segretaria uscente Mariangela Acquisto, tra i temi trattati quello della sicurezza nel settore dell'agricoltura, il servizio. Nel corso dell'8º congresso della Huila territoriale di Agrigento è stata rieletta Mariangela Acquisto quale segretaria generale territoriale della Huila Agrigento. A seguito dei lavori congressuali risulta inoltre composta la nuova segreteria territoriale nelle persone di Mariangela Acquisto, segretaria generale territoriale, Rosario D'Angelo, segretario organizzativo, Rosa Maria Favata, Domenico Termini, Paolo Libasci, Gaetano Provenzano e Giuseppe Plicato, segretari. Alla segretaria generale territoriale Mariangela Acquisto e a tutti i componenti della segreteria territoriale, dice il segretario generale della Huila Agrigentina Gero Acquisto, rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno proseguire con impegno, competenza e senso di responsabilità l'azione sindacale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio agrigentino. Sono state oltre 500 le persone che si sono riunite a Cammarata presso i Filici per l'8º congresso territoriale della Huila dal titolo Radici antiche, intelligenza nuova, coltiviamo il lavoro del futuro. Ha aperto i lavori il segretario generale provinciale di Agrigento Gero Acquisto, evidenziando il valore di un confronto partecipato in una fase di profondi cambiamenti per il settore agricolo e agroalimentare del nostro territorio. Quindi l'intervento della segretaria territoriale Huila uscente Mariangela Acquisto, che ha svolto una relazione introduttiva tracciando un bilancio dell'attività sindacale, indicando le priorità per il futuro, più sicurezza nei luoghi di lavoro, più diritti, maggiore qualità dell'occupazione e investimenti in formazione e innovazione. Quindi è stata evidenziata la sinergia costruita negli anni tra la lotta sindacale e l'azione legale, un lavoro integrato che ha consentito di raggiungere risultati mai registrati prima nel settore, rafforzando tutele, riconoscendo diritti e consolidando la presenza della Huila sul territorio agrigentino.
Al centro del dibattito anche il tema dell'intelligenza artificiale in agricoltura, una sfida che può rappresentare un'opportunità di crescita, modernizzazione, ma che deve essere accompagnata da contrattazione, tutele e politiche attive per garantire davvero più sicurezza, più diritti e più futuro al lavoro dell'agricoltura. Approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dal Consiglio Comunale di Bivona. Il servizio. Il Consiglio Comunale di Bivona ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, uno strumento fondamentale di programmazione che segna un risultato storico per l'ente. Per la prima volta dopo decenni il bilancio viene approvato nei tempi previsti, cioè entro il 28 febbraio. Il Comune di Bivona continua a migliorare i propri conti con un significativo ridimensionamento del disavanzo. Negli ultimi anni sono stati intercettati oltre 25 milioni di euro di finanziamenti che hanno permesso la realizzazione di interventi strategici per la comunità, tra cui numerose opere pubbliche. Importanti finanziamenti arrivano inoltre dalla nuova programmazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che porterà nuove risorse per le infrastrutture sportive, per la viabilità rurale e i servizi al territorio. Una particolare attenzione è stata dedicata anche ai cittadini, prevista una diminuzione della Tari grazie a una premialità di circa 40.000 euro redistribuita alla collettività. Avviato il lavoro del nuovo PEF idrico con l'obiettivo di ridurre il canone, pronto il regolamento per la rottamazione delle cartelle che consentirà di regolarizzare i tributi pagando solo la quota capitale senza gli interessi e con una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali. Il sindaco Milko Cinà e la giunta ringraziano pertanto i consiglieri comunali per il proficuo confronto. Ringrazio inoltre gli uffici e i dipendenti per il lavoro svolto che hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo. A San Giovanni Gemini, presso l'ufficio postale, il via al servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti. Al via in provincia di Agrigento il servizio di richiesta e rilascio del passaporto presso 35 uffici Polis, l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti. A San Giovanni Gemini, una delle sedi dove il servizio è disponibile, è stato organizzato un incontro e si è presentata l'iniziativa alla presenza del sindaco Zimbardo, del questore di Agrigento Tommaso Palumbo e alcuni rappresentanti aziendali. Grazie all'accordo tra le Poste Italiane, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale, presentare la documentazione per richiedere il passaporto direttamente allo sportello tra gli uffici dove sarà possibile usufruire del servizio. C'è anche quello dell'isola di Lampedusa. Anche in provincia di Agrigento i cittadini dei piccoli centri e delle zone più periferiche possono finalmente rivolgersi al proprio ufficio postale per inoltrare la richiesta di passaporto che, data la capillarità dei nostri uffici su tutto il territorio, si rivela un'occasione di rilevante importanza. Quindi come sindaco di San Giovanni Gemini sono veramente contento di questo nuovo servizio, di questo supporto alle pubbliche amministrazioni e naturalmente cerchiamo sempre di venire più incontro alle esigenze dei nostri cittadini, facendo risparmiare tempo, cercando di avere tutti i servizi a portata di mano e anche perché in ogni piccolo centro è presente l'ufficio di Poste Italiane ed è qualcosa di meraviglioso questa collaborazione tra le pubbliche amministrazioni. Passiamo ora alla cronaca. È un 42enne imprenditore di Favara l'indagato per la presunta frode fiscale da 35 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Sciacca. L'uomo è considerato la mente del sistema. Attraverso delle carte prepagate che avrebbero coinvolto oltre 200 imprese in Italia, la società avrebbe emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta anche falsi rapporti di sponsorizzazione legati a gare automobilistiche di rally. Secondo la ricostruzione sarebbero state utilizzate circa 200 carte prepagate da cui venivano prelevate ogni giorno circa 1.000 euro.
Dalle somme incassate sarebbero stati trattenuti l'IVA esposta nelle fatture e una commissione variabile tra il 5 e il 14%. L'indagine dei finanzieri di Sciacca ha permesso di tracciare oltre 2000 fatture emesse da 7 società cartiere intestate a prestannome e prive di reale attività, che avrebbero simulato sponsorizzazioni false. Nel corso dell'operazione le Fiamme Gialle hanno sequestrato al favarese 305.000 euro, di cui 225.000 in contanti, suddivisi in mazzette, etichettate e nascoste in una intercapedine del sottoscala della propria abitazione. L'uomo adesso è indagato dei reati di autoriciclaggio e reati tributari vari. Operazione del personale della Polizia Penitenziaria al reparto di Agrigento nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo in contrada Petrusa. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga e alcuni microtelefoni cellulari. Lo stupefacente, così come i dispositivi, erano nascosti all'interno di un pacco che probabilmente è stato fatto entrare nella struttura penitenziaria attraverso un drone. Al momento non è ancora chiaro a chi fosse destinato il pacco. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare luce sul suo ritrovamento. Qualcuno ha frantumato il lunotto posteriore e provocato altri danni alla macchina di un 65enne di Agrigento pensionato. Tutto quanto si è verificato nel quartiere del campo sportivo Esseneto. Si tratterebbe di un gesto mirato, anche se in mancanza di certezze resta in piedi l'ipotesi del raid vandalico. I carabinieri del nucleo automobile della compagnia di Agrigento hanno così avviato le indagini per provare a risalire al motivo e al responsabile dell'inquietante azione delinquenziale. La Procura della Repubblica, subito informata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di danneggiamento. Per le notizie sportive vediamo un'ampia panoramica sugli avvenimenti di calcio del fine settimana, vanno dalla Serie D alla promozione. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Nel girone I di Serie D, con 14 punti di penalizzazione, il Messina si ritrova a lottare per non retrocedere e domenica sarà di scena al Giovanni Brucoleri per una sfida che promette battaglia e colpi di scena. Entrambe le squadre, stiamo parlando chiaramente della Castrum Favara, stanno lottando per la salvezza, e la compagine peloritana, che di recente ha in panchina l'ex Sacragas Vincenzo Feola, intende vendicare la sconfitta interna patita con il Sambiase. Anche il Castrum Favara è alla ricerca della vittoria che manca da troppo tempo, ed un ulteriore passo falso la isolerebbe sempre più in fondo alla classifica. In questa giornata sono in programma altri derby siciliani, tutti drammatici per la salvezza. Stiamo parlando di Enna Gela, Milazzo Ragusa, Nissa Novegea e Paternò Acireale. E scendiamo di categoria. In eccellenza domenica di grande attesa in questo torneo Girone A, dove è in programma il match clou della giornata, vale a dire Marsala-Licata, una gara che arriva in un momento particolare che vede la compagine di Lillo Bonfatto in attesa di capire cosa deciderà il giudice sportivo in merito all'interruzione della gara interna con il Città di San Vito Lo Capo per presunte aggressioni avvenute dentro gli spogliatoi nei confronti della compagine trapanese. Attualmente la classifica vede il Licata con un margine di 5 punti di vantaggio sul Marsala, ma con l'interrogativo del ricorso presentato da entrambe le contendenti coinvolte al Dino Liotta. Per quanto riguarda le altre agrigentine, giocheranno entrambe in casa, sia il Camarat, che dovrebbe avere vita facile con la Folgore, mentre l'Unità si sciacca se la vedrà con il Bagheria Città delle Ville. Sabato prossimo 28 febbraio alle ore 15 sono in programma 3 anticipi del campionato di promozione Girone D. Allo stadio Totorusso arriva il Frigentini, compagine modicana, che della gara di andata è stata battuta a domicilio con il risultato di 1-2 per la compagine dei Tembli. Allora in rete sono andate Kinghie e Jama, mentre per il Frigentini aveva segnato il gol Vitale.
Questa è la terna arbitrale designata, che sarà composta da Giuseppe Laporta di Palermo con assistenti Davide Orazio Belfiore e Salvatore Musumeci, entrambi di Acireale. Inoltre sono in programma, sempre sabato 28 febbraio, altre 2 gare, vale a dire Noto Gimnica Scordia e Pro Ragusa Serra di Falco. Ma non è finita per l'Agregas, perché mercoledì 4 marzo, sempre al Totorusso di Aragona, a partire dalle ore 15, dovrà disputare la gara di andata di Coppa Italia di promozione, valevole per i quarti di finale, ospite l'Orlandina. E scendiamo ancora di categoria e nella promozione Girone A l'Aragona è un rullo compressore e domenica dopo domenica continua ad inanellare il massimo dei punti in palio che stanno consentendo di avvicinarsi sempre più al traguardo dell'eccellenza. La compagine aragonese questa domenica torna a giocare a Totorusso per affrontare il Camporeale, avversario ostico che lotta per salvare la categoria. Sia Gemini che Margheritese tornano a giocare tra le mura amiche per ospitare rispettivamente l'Oratorio Marineo la prima, lo Sport Palermo la seconda. In trasferta invece il Casteltermine sul campo di Casteldaggia. E concludiamo con il campionato di prima categoria. A 5 gare dalla fine del campionato, l'Empedoclina deve sapere gestire il vantaggio di 3 punti guadagnati domenica scorsa sul terreno del Fada. Il torneo di promozione è sempre più vicino, ma i Granata devono rimanere concentrati sino alla fine, a partire da questo turno domenicale che li vedrà impegnati sul campo di Villabate. Per quanto riguarda le altre agrigentine, sono in corsa per la zona playoff l'Alessandria della Rocca, che gioca a Termini contro il locale Sporting, mentre il Cianciana invece giocherà in casa con il Castellana. E nel pomeriggio di oggi alle 15 allo Stadio Comunale di Aragona l'Agragas incontrerà la squadra del Frigentini in occasione della 20ª di campionato di promozione. Sentiamo l'intervista a Cristian Lama. Questa settimana si gioca il sabato, si anticipa un avversario ostico che cerca di punti salvezza. Che partita ti aspetti? Sicuramente una partita come quella dell'andata. Sappiamo che è una squadra giovane, che lotta, che corre, che non ha niente mai per scontato, quindi noi andremo là con la certezza che sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra difficile e quindi i 3 punti devono rimanere a casa. Domenica scorsa una vittoria rotonda, 9 gol all'avversario, 0 reti subite, non è casuale? No, non è casuale perché abbiamo fatto una decina di giorni che non abbiamo giocato alla grande, ci siamo preparati per affrontare una partita così. Io penso che ha capitato al Megara, ma arrivava credo con un'altra squadra diversa, cioè la prestazione sarebbe stata uguale, quindi siamo contenti per il momento che stiamo affrontando. La classifica si è accorciata, quindi noi dobbiamo mantenere i piedi su terra, lavorare con sacrificio, umiltà e vincere tutto quello che rimane fino alla fine. Pensare all'impegno di Coppa Italia in questo momento è sbagliato o bisogna comunque cercare di dosare un po' le energie? Per ora la partita più importante è quella del sabato, poi dopo la partita ci penseremo, c'è tempo per lavorare, non conosciamo tanto la squadra avversaria, però sicuramente settimana prossima ci lavoreremo su questo e cercare di arrivare della miglior maniera. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.